Oggi si è tenuta presso il Palazzo del Governo una importante seduta del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, integrata dai sindaci di Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte, l'ANAS e le strade e la viabilità intorno ad Agrigento. Avrete tutti notato che il 15, pochi giorni fa, è stata riaperta al traffico la strada che va alla statale 115 fra Porto Empedocle e Realmonte, come peraltro l'ANAS in altro comitato si era impegnato a fare, quindi ha rispettato perfettamente le date, e sarà rimesso il senso unico alternato di marcia soltanto a decorrere dal 15 settembre, quindi avremo un'estate più tranquilla dal punto di vista del traffico. Al contempo si è cominciato a programmare l'attività fra ANAS e comuni interessati per il futuro. Avrete notato anche che sono apparsi su tutte le vie di accesso alla zona, chiamiamola area metropolitana agrigentina, chiamiamola così, che indicano le strade alternative da percorrere per evitare di passare necessariamente da Porto Empedocle, e quindi la strada provinciale di Contrada Fauma e altre arterie, altre soluzioni di attraversamento che non coinvolgano i centri urbani. Naturalmente questo sistema rimarrà in ballo invalido comunque per tutto l'anno 2025, perché sarà un anno particolarmente importante per la viabilità, in cui verrà messa sotto stress, e di più vi sono ottime notizie per quanto riguarda invece la possibilità di creare una viabilità alternativa che utilizzi la Mosella. La strada della Mosella sarà, a quanto pare in tempi abbastanza brevi, sottoposta a restyling da parte del Comune, che ha ottenuto un apposito finanziamento. La novità di oggi è che la Sovrintendenza ha riperimetrato con attenzione la zona A nei pressi dell'innesto della Mosella sulla 6,40 e ha verificato che ci sono gli spazi per realizzare una rotonda. Quindi l'ANAS da subito comincerà a progettare una nuova rotonda che consentirà ovviamente di abbattere il numero di incidenti, che purtroppo lì non è indifferente, ma soprattutto di realizzare una viabilità alternativa che liberi Villaggio Mosè dal traffico di attraversamento. Già esiste, è chiaro, la Mosella la conoscono tutti, però è una viabilità inadeguata. Quindi fra restauri del Comune e rotonda sull'innesto la situazione migliorerà. Questo consentirà anche nel 26, perché abbiamo programmato fino al 26, di mettere mano ai due ponti, ai due viadotti che si trovano proprio in corrispondenza di questo innesto. Sono viadotti costruiti con altre normative che vanno aggiornati. Sapete bene che dopo l'episodio del ponte di Genova la legislazione si è fatta particolarmente attenta e restrittiva sulla sicurezza degli assi viari su ponti e viadotti, e quindi bisogna mettere mano anche a quelli. Non lo si farà tutto in una volta, non lo si farà nel 25 per ovvie ragioni di distribuzione del peso nell'arco del tempo. Abbiamo parlato poi anche di un altro argomento molto importante: i rifiuti abbandonati per strada. È una vergogna che il turista che si avvicina ad Agrigento veda tutte le piazzole della 6,40 sistematicamente occupate da rifiuti. Finora l'ANAS aveva messo in alcune di queste piazzole saltuaria presenza di videotrappole. Naturalmente qualche multa è stata fatta, ma oggi il discorso cambia. Stamattina abbiamo deciso di invitare l'ANAS, e lo farà, a porre videosorveglianza fissa su tutti i viadotti, su tutte le piazzole, che sono circa un po' meno di 20 da qui, nei due sensi di marcia, da qui a Caltanissetta. Immediatamente i trasgressori saranno denunciati penalmente. Oggi è presente anche il procuratore della Repubblica, non a caso, perché ha chiarito che non solo si tratta di un reato, ma immediatamente è previsto il sequestro del veicolo. Da ultimo si è trattato anche del tema dell'acqua di nuovo, perché a quanto pare a Sciacca hanno ripreso gli autobottisti a fare serrata, e da questo punto di vista noi ovviamente non possiamo ammettere che qualcuno ritenga di poter essere al di sopra dell'applicazione della legge. Quindi le forze di polizia qui presenti hanno già disposto sul momento accurate verifiche su tutti i soggetti in questione, e valuteremo ogni provvedimento di legge, compreso il sequestro del mezzo, se questa attività continua, anche perché i mezzi devono essere utilizzati. Se non saranno loro, saranno utilizzati da altro personale, ma non è immaginabile che si possa rifiutare di
garantire che la propria risorsa idrica provenga da fonti sicure garantite da AICA. Assolutamente sì, era presente anche il dirigente Casalicchio, l'ingegnere Casalicchio, perché abbiamo parlato con il Corpo Forestale regionale anche di prevenzione di incendi. Questa è una riunione, diciamo così, periodica, che si fa sempre, è una riunione che si fa all'inizio della stagione estiva, già ci ha preceduto qualche primo incendio in provincia, lo sapete, in questi giorni. È stata posta durante lo scorso inverno molta attenzione alla prevenzione, che sembra un'attività silenziosa e non spettacolare, ma è più importante di quella poi di intervento di emergenza. Sono state curate con molta cura, con molta attenzione le piste tagliafuoco, sono state liberate, avete visto anche qui sotto la rupe Atenea, i margini delle strade. Ovviamente poco si può fare quando addirittura abbiamo il fenomeno del piromane che va ad appiccare il fuoco. Non è possibile immaginare di porre sotto sorveglianza tutta la provincia, perché sono circa 3.000 km², però sicuramente un'attenzione maggiore ci sarà. La novità di quest'anno sono i droni. Noi useremo i droni che già sono in dotazione al servizio regionale del Corpo Forestale, ma abbiamo invitato anche altri enti, comuni, le province in particolare, a dotarsi di analoghi strumenti, perché col drone, la mia precedente esperienza insegna questo, io vengo da Terra dei Fuochi, fino a un anno fa mi occupavo di questo, grazie a quell'esperienza sappiamo che il drone è lo strumento ideale, in quanto non è fisso e quindi non è come la videosorveglianza che una volta conosciuta la si evita. Il drone può arrivare ovunque, certo non può stare sempre sollevato in aria, ma quello che importa in questi casi è anche l'effetto di deterrenza.